Signore e signori, benvenuti e bentornati al Palasport Urbano per la terza giornata del campionato di Serie B interregionale. A sfidarsi la Bancania, Virtus Padova e Re Basket 2000 Reggio Emilia in quella che è la prima partita casalinga della formazione neroverde e la seconda stagionale, visto che la prima partita è già stato il giorno di riposo, così come è stato per Reggio Emilia nella seconda giornata. Padova così può anche sfoderare le nuove divise. Quest'anno si è abituati a un più classico bianco dopo il grigio dell'anno scorso. Insomma, divise che comunque lasciano il loro bel colpo d'occhio. Per Padova in quintetto Fasolo, reduce dai 46 punti di Dinanda, 19 eccellenze, miglior marcatore in Italia della giornata. Bella Rosa, Biancotto, Scancelli e Bianconi. Mentre per la formazione ospite, adesso aspettiamo di avere il live score per potervi dire tutto. Al momento non è ancora attivo il live score della partita. Comunque dicevamo, per entrambe le squadre una sconfitta alla prima partita stagionale, per Padova contro Mantova e invece per Re Basket contro Ozzano. Entrambe sconfitte nette, molto simili perché è un primo quarto difficile, quindi sicuramente entrambi gli staff avranno come primo obiettivo quello di partire forte per evitare lo stesso identico esito. Direi che ci siamo, tutto pronto, viene alzata la palla 2, il primo pallone è giocato da Padova nonostante sia vinta la palla 2 da Re Basket, con Fasolo che gestisce il pallone. La palla arriva a Bella Rosa, side pick and roll da giocare, Bianconi si apre, la sua tripla in punta per Corrado Bianconi e lui a mettere i primi 3 punti casalinghi della stagione per la Virtus Padova. Adesso prova subito Re Basket a rispondere, bella palla dentro, finta, Bella Rosa recupera, palla che esce fuori, prova a rispondere dal perimetro e ci riesce la formazione ospite, pareggiando immediatamente a quota 3 col canestro di Mazza. Poi qui Biancotto prova a prendere la posizione spallacanestro, arriva al fallo da parte numero 16 Caiti e quindi sarà rimessa per Padova. Spero sia Caiti e non Caiti, ammetto le mie mancanze, nel caso il giocatore mi scuserà. Rimessa per Padova, si apre Biancotto, Stagger per Bella Rosa che però non riceve, ottima pressione su di lui, sa che Bella Rosa è riuscita una prestagione eccellente, poco preciso nella prima partita. Bianconi invece prova a esserlo di nuovo, sbaglia però il tiro, c'è il rimbalzo di Mazza molto attivo in questo inizio. Mazza bene la tripla in transizione senza pensarci, sbaglia il tiro, c'è il rimbalzo, il tentativo di appoggio da parte di Nicoci all'esordio stagionale che sbaglia però il tiro, corre Bianconi, trovato Bella Rosa che ne mette subito altri 2 e ridà il vantaggio a Padova, 5-3. La palla viaggia per Conti che si prende anche lui la tripla e la segna, riportando davanti la prima volta Re Basket. Biancotto, trovato Bianconi in punta, ribaltamento per Fasolo, blocco di Scancelli, cercato dentro da Fasolo con una magia e sono 2 punti per Scancelli, ma gran palla di Fasolo che ha letto benissimo i tempi della difesa sullo show della formazione ospite. Mazza con Ricciolo, la palla arriva fuori, pick and roll laterale giocato da Conti, poi tocco col piede da parte di Bella Rosa. Regola sempre di difficile interpretazione tra volontarietà e
e vantaggio comunque è rimessa per la formazione ospite, se ne occuperà Codeluppi. Riceve Conti, Zipper, più uscita per Mazza, se la vuoi giocare numero 10, trovato dentro ancora Codeluppi che risponde, canestro, chiama canestro in questo inizio e arriva la zona da parte di Re Basket con la palla per Bellarosa, taglio di Scancelli che poi vuole salire in post alto e viene a giocare il pick and roll, la palla vola per Bianconi, tiro molto ben costruito da Padova e Corrado Bianconi, banco l'avversario, altro assist per Fasolo, zona 3-2 che poi diventa uomo. Padova la conosce, diciamo, come le sue tasche, usata negli ultime stagioni molto spesso da Cosimo Nicolò come soluzione, va dentro qui, Mazza va a trovare il fallo di Fasolo che è andato sulla lettura del gioco, non reggendo però il lato del blocco, e saranno due tiri liberi per Mazza. 10-8 il punteggio. Oggi tantissima gente presente da Palasport di Rubano per quella che è la prima giornata stagionale, tra tifosi locali, tifosi ospiti, abbiamo tanti bimbi del mini basket, vedete anche a fondo campo in inquadratura, e anche abbiamo una squadra intera adoperata a supportare il lavoro dello staff, Under 13 Elite, che oggi ci dà una mano in tutti i reparti, iniziativa nuova di questa stagione. Bianconi ne prende la palla in post alto, dentro per Biancotto, spada canestro, ovviamente si riallarga, poi va dentro, va a trovare il tiro, bella difesa da parte di Nicoci, la palla viaggia ancora, va dentro Conti che trova Codeluppi, che trova il fallo di Scancelli, e saranno due tiri per Scancelli, non sicurissimo del fischio, però ci poteva ampiamente stare. Codeluppi segna il primo tiro libero, per lui 10 punti nella prima partita, senza aver segnato tiri liberi. Siamo ancora all'inizio della stagione, abbiamo ancora poche informazioni. Fa 1 su 2 il numero 19 e pareggia però a quota 10. Fasolo col pallone, il numero 0 trova Bianconi, la palla va dentro per Biancotto, la viene persa da Padova, va dentro Codeluppi, trovato lo scarico lungo, la palla è fuori per Conti, vorrebbe Nicoci, invece poi la riceve Mazza contro Fasolo, buon lavoro di Fasolo questa volta, doveva tenere su 1 contro 1, prende il tiro in surplus Mazza e lo segna. Padova prova a rispondere, quello che è il primo vantaggio maggiore della singola cifra per gli ospiti. Biancotto prova ad andare dentro, la palla però supera la linea di fondo ed è rimessa per Re Basket. Conti va dentro di prima intenzione e ne trova subito altri due, con la moto fa segno e sono altri due ed è più 4 per la formazione ospite. Fasolo ancora cerca una bella palla per Scancelli, giocatore che viene dai giovanili del Treviso Basket e poi tanti anni a Roncaglia in Serie C, facendo molto bene, qui viene stoppato, Fasolo va ancora dentro, passa sotto, altra palla di Fasolo che canta, suona e dice anche le poesie, ma il tiro di Scancelli viene sbagliato. Mazza se la vuoi giocare, la palla è lunga, la prende Biancotto e c'è il fallo da parte di Nicoci, vediamo se è dato antisportivo. Sono sempre situazioni un po' al limite perché ovviamente c'era la volontà di recuperare la palla, ma è stato preso anche il braccio, insomma, vediamo un po'. Fallo antisportivo è la scelta finale, quindi saranno due tiri liberi per Biancotto e poi palla per Padova.
Biancotto sbaglia il primo tiro libero. Biancotto fa 0 su 2 e quindi un nulla di fatto. Palla per Padova, Fasolo va dentro a trovare il contatto, il canestro non è buono e la rimessa è per Padova, cioè fallo da parte di Mazza. Rimessa per Padova, trovato Bianconi, spalla canestro, trovato fuori Scancelli che si prende la tripla che non va, si lotta a rimbalzo, la prende in qualche modo Rebasket con Mazza che vuole continuare il suo inizio positivo, va dentro, bella uso del corpo da parte di Nicoci per evitare l'aiuto. Fasolo ancora fregato in 1 contro 1, pronto dalle Trentini per alzare un po' l'intensità. Bianconi, ribaltamento per Biancotto, ancora questa zona che poi diventa uomo, viene a bloccare Scancelli, trovato Fasolo, palla dentro per Scancelli, avrebbe il taglio per la Rosa, Scancelli prende ancora il tiro, lo sbaglia, se vuole rimbalzo, la prende ancora Rebasket, deve attaccare, va dentro, contatto, prima, coach invade il campo nettamente, il canestro non viene però convalidato. Cambio, esce Scancelli, entra Rigone, è stato anche Trentin. Il canestro è stato convalidato nonostante le proteste di Rebasket e quindi sarà rimessa per gli ospiti. La palla arriva a Mazza, trovato Conti che vuole tirare da casa sua e quasi ci riesce. Lotta a rimbalzo, Trentini prova a essere il più veloce, la palla però è preda della perché l'ultimo tocco è proprio quello di Trentini, mentre è entrato in campo col numero 16, è andato in campo col numero 0 Costoli, mentre Bianconi va a commettere fallo sul tiro di Caiti. Saranno 2 tiri liberi per lui. Padova sta subendo moltissimo gli 1 contro 1 in questo inizio. Sbaglia il primo tiro libero il numero 16, tanti errori da lunetta in questo primo quarto per entrambe le formazioni. Segna il secondo, ancora la zona che viene proposta da Reggio Emilia, palla dentro per Trentini, trovato Igon che prende il tiro di mano, Mancina e lo segna, e Giacomo Rigon trova la via del canestro e riporta a -5 Padova. Nel frattempo arriva un fallo da parte di Corrado Bianconi, no, non è da parte di Bianconi, ma da parte di Rigon, ho visto male la segnalazione direi. Saranno 2 tiri liberi perché c'è bonus per Rebasket, primo dei quali realizzato. Due su 2 per Costoli, per Caiti, e torna a 7 lunghezze del vantaggio
di Reggio Emilia, palla dentro per Biancotto che se vuole giocare, altra gran stoppata da parte di Codeluppi e rimessa per Padova dal fondo. Molto attenta Reggio Emilia dopo i primi 2-3 minuti a non concedere tiri facili e canestri facili. Direi che torna uomo sulla rimessa dal fondo la formazione ospite, si apre Trentini che riceve, stagger per Biancotto che poi riceve in punta, finto blocco di Bianconi, la palla arriva a Trentini che doveva attaccare, va dentro di mano sinistra, e segna! Canestro, fallo, tiro libero aggiuntivo in arrivo, ed eccoli qua. Punti di un giocatore che ha questa, una delle sue migliori armi, Samuel Trentini, l'1 contro 1 da recupero. Essere uno slasher, come si dice in gergo tecnico, cioè un giocatore in grado di attaccare il ferro con ferocia in ogni situazione. Qui va a tirar fuori 2 punti e un tiro libero che sono ossigeno puro per Padova. Gioco da 3 punti completato e c'è un altro cambio, esce il numero 19 Codeluppi e torna Nicoci che non ha ancora trovato la via del canestro, però ha avuto già il suo bel impatto sui rimbalzi a livello difensivo sulla partita. Palla per Conti, trovato Costoli che prende poi gestito dalla media, va molto corto, la palla esce qui. Un po' di incertezza per il numero 0 che aveva invece avuto un'ottima idea, andava solo magari presa con un pizzico più di convinzione. Per lui 13 punti nella prima partita, quindi è un giocatore che sicuramente ha qualità da mettere in campo. Errare humanum est, Fasolo trova un'altra bella palla per Bianconi, extra pass per Trentini che si sente questo tiro, lo prova e lo sbaglia, Nico ci prende il rimbalzo, ovviamente tutti quelli che va a prendersi sono suoi, Costoli vuole subito farsi perdonare, va dentro contro Fasolo, vira, va su e in qualche modo facendo girare la palla trova 2 punti, mentre che Fasolo ha preso una bella botta, vediamo se c'è una botta in questa situazione. Uscirà il numero 0 ed entra in campo il numero 1 Massimiliano Moretti, arrivato anche lui quest'anno da San Bonifacio come Rigone Trentini. Moretti, palla per Bellarosa, side pick and roll, l'azione con cui Padova ha segnato il primo canestro della partita. Bianconi va dentro e va a trovare i 2 falli, ovviamente contro Nicoci. Buona idea quella di portarlo fuori con Bianconi, andarlo ad attaccare sul perimetro, dove sicuramente può avere qualche limite in più. Bianconi che è stato votato MVP della prima partita e che per Padova che ha chiuso con 21 punti e 29 di valutazione nella prima partita, 9 su 10 ai liberi, oggi parte con un bel 2 su 2, mentre errore di Codeluppi che mette il piede in campo, mentre arriva un cambio anche per la formazione ospite con Nicoci che dovrebbe aver commesso quello che è il suo secondo fallo personale, infatti al suo posto entra col numero 3 Iadé, Mamadou Iadé, lo vedete con una grande caratteristiche fisiche, mentre Bianconi fa vedere le sue caratteristiche tecniche. Altra tripla per Corrado Bianconi che ha le mani ancora caldissime, va dentro ancora Mazza a cercare il fallo, non lo trova, prova a ripartire Padova, Bianconi con una ricezione un po' complessa, Iadé regge, trovato Rigon, side step, vuole la tripla Rigon, con i 2 punti e ha ragione lui, Rigon con la tripla del +2, mani caldissime e quintetto più agile senza un 5 vero e proprio che porta i suoi dividendi per Padova, mentre quando si tira così bene da fuori è più facile. Adesso piccola pausa per noi con l'esibizione delle ragazze di Scarpette Rosse.
Sono sempre molto molto brave le ragazze di Scarpette Rosse, che abbiamo visto più volte esibirsi negli anni, le cheerleader neroverdi come le ho sempre chiamate io, che sono uno spettacolo nello spettacolo, ragazze che abbiamo visto anche migliorare e crescere negli anni. Insomma, veramente qualcosa che fa bene, ecco, a tutti. Palla per Conti che va dentro a cercare il contatto, sbaglia il salto a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Iadé, però ancora una volta Conti era arrivato al ferro piuttosto facilmente. Moretti col pallone, se la vuole adesso lui, si andrà da Trentini, uscita per Bellarosa e fallo in attacco di Corrado Bianconi, che nell'interpretazione arbitrale aggiusta il blocco. Qui ovviamente l'idea difensiva è quella di forzarlo il blocco per non lasciare conclusioni facili a Bellarosa. Sarebbe situazioni molto al limite, sta di fatto che il secondo personaggio per Corrado Bianconi, che ha visto come l'ha partito, può essere un problema, quindi entra in campo Tommaso Pilone, lungo per certi versi con caratteristiche simili a quelle di Iadé, magari un po' meno atletismo, però insomma anche un giocatore dalla grande verticalità. Cross screen Iadé, se la vuole giocare anche da palleggiatore, poi si apre Costoli contro Moretti, trova il fallo di Moretti che ha rischiato un paio di volte, alla fine lo va a commettere il fallo, un fallo che però regalerà 2 tiri liberi al numero 0. Che segna il primo tiro libero, riportando a -1 i suoi, punteggio molto alto in questo primo quarto, cosa che spesso accade nelle prime frazioni, ma facciamo già una facile preview che probabilmente si andrà a abbassare nel corso della partita. Moretti contro la zona 3-2, trovato Bellarosa, ritrovato ancora Moretti, blocco di Pilone che abbia vantaggio, Moretti vuole attaccare, va dentro, prende il contatto, trova il canestro, bel canestro per il numero 1 che riporta davanti Padova, 25-23, si va dentro, la palla arriva, prima delle azioni di tiro c'è il fallo da parte di Tommaso Bellarosa. Sì, è il suo fallo, è il primo personale, peraltro con un numero impegnativo, il 13, che a Padova hanno avuto giocatori di buon livello, anzi di altissimo livello. Luppi sbaglia il primo tiro libero, ne ha un altro a sua disposizione, Code Luppi. Io mi sono fissato ormai che Coda Luppi, ci vorrà almeno un altro quarto per uscirne. Code Luppi qui segna con un po' di fortuna e dà almeno una ai suoi. Lo spazio ancora per 2 azioni, o a meno che Padova ovviamente non vada velocemente per un 2-1, così è Rigonda da 2 punti e porta a più 3 ai suoi. Palla per Conti, vediamo, qui si vorrebbe una situazione ancora di zipper pick and roll che viene giocata con ancora Costoli che va dal lato opposto del blocco, ancora Moretti che viene colto in falle. Ovviamente per Padova avere Rigon e Bianconi così attivi fin da subito è una gran bella notizia. Sono 18 punti combinati per loro due finora. Costoli nel frattempo trova il suo quinto punto personale. Abbiamo detto che il primo tiro è stato un caso più che una regola. Fa 2 su 2, cambio, esce Pilone per l'azione offensiva, torna Corrado Bianconi, mentre Padova ha un'azione offensiva da giocarsi. Moretti col pallone, pronto a salire per bloccare Bianconi che viene a bloccare, blocco, si apre, Moretti contro 2, va dentro Moretti, scarico per Bianconi che viene servito di Rashford, di prendere rimbalzo, va su e in qualche modo segna
chiudendo il primo quarto 29-26, gran canestro per Moretti. Adesso piccola pausa per noi. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto qui al Pala Urbano, 29-26 alla fine del primo. Situazioni in parità come rimbalzi, il Padova più assist, anche molti più falli commessi, percentuali simili da 3 punti, però con Padova col doppio delle triple realizzate, ovviamente per Reggio Emilia molti più triple realizzati, appunto anche di aver attaccato molto il ferro, di qualche diciamo così banalità di troppo di Padova nel finale, regalando un paio di giri in lunetta quando il bonus è stato esaurito. Iadde riceve contro Rigon, già potrebbe giocare il numero 3, che va dentro, chiude il palleggio, trova Tocco De Luppi, che va dentro contro Pilone. Fallo prima altrimenti avete visto Pilone magari con meno, diciamo così, esplosività sui piedi di Iadde, ma con una buona verticalità. Però commette prima il fallo il numero 19, anche per lui un bel esordio in doppia ed un paio di belle schiacciate con la 19 eccellenza. Trovate le partite di 19 eccellenza sul nostro canale YouTube e anche in diretta, quelle casalinghe ovviamente. Palla persa da Reggio Emilia, la palla torna a Padova con Moretti che gestisce il pallone, superata la metà campo, 2 blocchi in fila per Bellarosa che riconsegna Moretti, blocco di Rigon un po' al limite, veer screen per Bellarosa che non riesce ancora a ricevere, Moretti se la vuole giocare lui, va a chiudersi contro 2 giocatori, c'è una palla contesa, la palla rimane a Padova con 3 secondi da giocare. Scusate, c'era un'interferenza sul segnale, abbiamo mandato via chi interferiva. Rimessa per, avete tanti ragazzi dell'Undertage che dicevo oggi sono messi a fare i ball boy a fondo campo, hanno dato una mano prima con lo show pre-partita, adesso c'è chi sta dando una mano a livello delle riprese, insomma ogni squadra avrà il suo turno. Oggi è il turno della squadra allenata da coach Mario Vicentini, assistente della prima squadra. Padova intanto con 3 secondi, 2 secondi, Moretti dovrà inventare, tiro a fil di sirena, trova il ferro, rimbalzo e palla per Re Basket. Che può spingere subito con Mazza, Padova che deve cercare di evitare falli banali all'inizio del quarto, qui Costa dovrebbe ancora attaccare in 1 contro 1, ho dentro trovato Iadde che va su, sbaglia però l'appoggio, la palla è per Moretti, trovato Rigon che serve Bellarosa, blocco forte di Pilone, palla in angolo per Trentini che va sulla linea di fondo, trovato molto bene ancora Rigon, tiro molto ben costruito da Padova che però non va, rimbalzo, la palla è per Moretti, viene a bloccare Rigon, cambio, la palla ancora per Trentini, trovato Bellarosa che dovrà forzare, prende un tiro in side step, molto difficile, messo diciamo un po' impiccato Bellarosa qui con una palla molto scomoda a 2 secondi con lo scadere dei 24 e la palla si perde. Vedete, sono già un po' raffreddate le mani questo inizio di secondo quarto. Conti trovato Costoli, side pick and roll, poi arriva un'uscita per Mazza, attacca Mazza, cambia il tempo del suo tiro, bellissima giocata del numero 10 che ancora una volta in 1 contro 1 riesce a punire Padova. Rigon trovato Trentini contro Codeluppi, finta e c'è il fallo da parte di Codeluppi che si era perso qui sulla partenza, ancora molto bene Trentini nell'attaccare con intensità al ferro ed è pronto a tornare col numero 3 Leonardo Biancotto, anche lui con un grande secondo tempo nel tentativo di rimonta di Padova in quel di Mantova, e saranno 2 tiri liberi per Trentini. Il primo dei 2 tiri viene però sbagliato dal numero 9
segna il secondo Trentini, che quindi sblocca Padova in questa operazione, più 2 per i neroverdi, 30-28. La palla viene passata, taglio backdoor da parte di Mazza, che continua a essere molto attivo, ed è 30 pari. Come direbbe Flavio Tranquillo, non siamo su un campo da tennis, non siamo agli internazionali di Roma. Trentini trovato Rigon, bell'aiuto di Costoli, che poi però si perde. Rigon si raccoppia in qualche modo Rebasket, poi Mazza è molto bravo, l'ultimo tocco è di Pilone e la palla è per Rebasket. Sta un po' sporcando la partita, per diventare assolutamente cattiva, ma semplicemente ovviamente comincia a essere toccato qualche pallone in più, le difese un po' più aggressive e quindi le palle perse aumentano. Palla per Conti che va dentro contro Trentini, trovato Iadè che si prende il tiro e lo segna il numero 3, che ha questa arma a disposizione, non sempre efficacissima, ma è una cosa su cui crede molto, il numero 3, quindi giustamente se lo prende. Doppio blocco per Fasolo, trovato Rigon dentro per Pilone che si potrebbe giocare, si gira verso il fondo Tommaso Pilone, sbaglia però il tiro, c'è il fallo da parte di Biancotto. Esce Pilone che ha provato un'occasione in avvitamento, invece magari di provare ad avvicinarsi, torna Scancelli. Palla ancora per Rebasket con da gestire ancora la situazione di Zipper, con la palla per Costoli, trovato ancora Conti, head step, trovato Iadè, ecco il tiro di prima, questa volta da 3 punti che però non va, rimbalzo per Codeluppi, veramente molto presente, è il numero 19, se la vuole giocare Conti contro Rigon, lo ubriaca in palleggio, Rigon fa un buon lavoro, fa una gran difesa alla fine. Qui grande difesa di Padova, soprattutto di Rigon, che fa veramente molto bene. Fasolo vorrebbe cercarlo, così la palla arriva dentro, buttata fuori per Trentini, tiro molto ben costruito e realizzato. I 3 punti li fa Trentini, ma Rigon si prende almeno 1,5 punti dal punto di vista quantomeno mio per questo canestro, ha fatto una difesa veramente notevole. Palla dentro per Costoli che sbaglia il tiro, rimbalzo lungo preso da Biancotto che trova ancora Trentini, finta Bassù e segna ancora il numero 9, che ha davvero cambiato la partita con il suo ingresso in campo, ed è time out ancora per Rebasket, che è tornata a -3. Lasciamo all'esibizione di scarpette rosse. Tutto pronto per entrare in campo con Rebasket, che vorrebbe forse qualche contatto in più, anche perché siamo passati da 9 falli subiti nel primo quarto a un fallo subito in questi primi 4 minuti, e sarà rimessa per la formazione ospite, che peraltro deve aggiustare qualcosina difensivamente dopo un buon inizio di secondo quarto, concessi 2 o 3 canestri molto facili alla formazione di casa, con Trentini in grande spolvero. Palla per Mazza, trovato Costoli, ancora pick and roll centrale a giocare
farebbe la finta, Iadé riceve, ribaltamento, Mazza dovrà forzare, ha ancora un tiro in side step, difficile, Iadé tocca anche questa la controlla anche, va su e trova 2 punti in allungo il numero 3 Iadé, ed è -1 per Rebasket. Biancotto a ricevere, blocco, la palla arriva a Fasolo, cambio, Iadé pronto in difesa, la palla arriva a Scancelli che attacca il recupero, va dentro, un movimento quasi da esterno per il numero 32 che nasce più come un giocatore d'area, pur avendo mano perimetrale, va dentro, Codeluppi ne mette altri 2 e c'è subito il contro time out di coach De Nicolao, che apprezza il giusto quanto è appena successo e quindi chiede immediatamente al time out. Io vi lascio ancora alle ragazze di Scarpette Rosse. Vedremo cosa cambierà coach Nicolò. Intanto cambia uno dei suoi giocatori, rimette in campo Corrado Bianconi, mettendo 4 quinti del suo quintetto iniziale. Mancava soltanto Bellarosa, ovviamente al suo posto c'è Trentini che insomma, per l'impatto avuto soprattutto in questo secondo quarto, ma non solo, è difficile cambiare in questo momento. 11 punti per lui, ha raggiunto Bianconi come miglior marcatore di Padova. Fasolo col pallone, Iverson per Biancotto, finta di blocco di Bianconi, l'ha parato una Fasolo, blocco di Scancelli, Fasolo prende la tripla che ha nel suo arsenale, la sbaglia però, rimbalzo da parte di Codeluppi, sarà l'88esimo del suo primo tempo, Costoli, la palla viene mossa ancora per Caiti, trovato Mazza che prende la tripla, gli piace molto l'ala sinistra, almeno qui a Rubano, al numero 10 ne segna un'altra Santiago Mazza e dà il +4 ai suoi. Fasolo, trovato Trentini, blocco di Scancelli, cross screen per liberare Bianconi che contro il cambio se la potrebbe giocare, arriva l'aiuto, bello scarico da parte dei Bianconi, tiro molto ben costruito e Federico Fasolo si fa perdonare con la tripla. Molto bravo Corrado Bianconi a reggere l'arrivo del raddoppio visto il vantaggio fisico e a non forzare ma a trovare questo grande auto di passatore, la palla per Fasolo, Caiti contro Bianconi, prende un tiro complicato, buona difesa ancora da parte di Bianconi, mentre Codeluppi va a commettere fallo. Qui molto bravo Biancotto che poi scambia anche un 5 con un mini atleta nero-verde e esce Mamadou Iadé, comunque ha avuto un buon impatto, rimane in campo, anzi esce Codeluppi per questioni di falli, se non vado errato dovrebbe essere il secondo personale per lui. Fasolo contro Codeluppi, contro Costoli aveva fatto tutto bene, poi si fa ingolosire dalla palla che era già per terra, quando forse bastava un po' più di pazienza perché mancavano 3 secondi allo scadere dei 24, cioè degli 8 secondi per superare metà campo, tant'è, però mi correggo, prima era 2 falli subiti Rebasket, non 1, e 3 commessi adesso. Qui Fasolo, guerra di intranumeri 0 con Costoli, trovato Trentini, blocco di Scancelli, ancora la situazione di prima, questa volta non cambia Rebasket,
si deve arrangiare Caiti, uso del braccio esterno aggiustandosi un pochino da parte di Bianconi, che trova i 2 punti, azione che sta dando buoni dividendi a Padova. Conti prova a mettersi in proprio e segna un altro canestrone, provato ancora Trentini, che va dentro, infrazione di passi da parte del numero 9. Qui Coscinicolo giustamente toglie Bianconi per evitare il terzo fallo, torna Pier Giacomo Rigon. La palla arriva qui a Mazza contro Rigon, Mazza prende un altro tiro forzato, cerca quasi la tabella, qui non va, Biancotto vola al quarto piano a prendere il rimbalzo. Pasolo con la palla, trovato Biancotto, piccherò l'invertito, si vuole andare ancora da Biancotto, poi cerca Fasolo, Fasolo trova a inventare, trovato Scancelli, azione che non viene esattamente un capolavoro. Biancotto deve forzare la tripla, che per poco non entra, Iadè vola a rimbalzo e lo prende, ottimo impatto per lui, va dentro col numero 5, Conti che annulla il canestro, con Iadè che annulla il canestro, direi. Iadè preso dall'entusiasmo va a annullare il canestro, direi. Canestro buono. Canestro ammetto di non conoscere la fattispecie del regolamento, quindi siccome non conosco la specifica, devo ricommentare, gli arbitri sono consultati con una certa velocità e hanno confermato la scelta, quindi mi viene da dire che di certo avranno consultato. Sembra che la palla fosse già dentro, per questo motivo non venga, però ripeto, da qua io il dialogo tra coach Nicola e l'arbitro non posso vederlo. Abbiamo già provato. Cambio, esce Iadè, no, esce, seconda volta che Iadè la tira non esce Mazza, torna Nicoci. Mentre ho capito che poteva essere qualche problema col canestro dopo lo zompo di Iadè, ma alla fine sono 3 punti per Conti e più 4 per Rebasket. Riceve Biancotto, ancora situazione di prima, blocco per forzare il cambio, la palla arriva dentro, Costoli è molto bravo, poi è anche molto sfortunato. E la rimessa è per Padova. Costoli si è arrangiato, diciamo, alla bene meglio, mentre entra Modena al posto di Caiti. Palla per Trentini, Riccio di Biancotto, si apre Rigon, proprio contenuto da Modena, doveva forzare, side step, tiro forzato, non va, Biancotto prova a fare il miracolo, la palla non ha però preso il ferro e quindi la palla è per Rebasket. Che prova ancora con Conti. Viene Nicoci a bloccare, bloccone da parte del 32, poi diventa un V-screen, tanto Conti va dentro, scarica fuori per Modena, trovato ancora Conti, casca Biancotto, si riapre Conti per la tripla che non va, rimbalzo lungo, preda di Fasolo che cerca dentro Scancelli, che ritrova ancora Fasolo, riposto per Scancelli, palla dentro per Biancotto, fuori per Trentini, molto ben giocato da Padova, sbaglia però il tiro Trentini, ma sono tiri che alla lunga premiano chi li prende.
Vediamo coach Baroni indicare a Modena il posizionamento a tutti i costi. Alla fine Costoli sbaglia il tiro, rimbalzo per Nicoci. Modena va lì dove aveva detto il coach, sbaglia però il tiro. Rimbalzo per Trentini che fa un saltone, si vola, prende Modena. Nicoci in qualche modo si piega per prendere la palla e va a subire il fallo. Ovviamente non facile da quell'altezza scendere fino a per terra, Fasolo ci arriva sicuramente prima. Quarto fallo per Padova, quindi non c'è ancora bonus. Direi secondo di Fasolo. Sto andando così a memoria. Quindi è... ne esce uno, entrano due, deve essere un bel vantaggio per ma esce anche Scancelli e torna Pilone. Padova che adesso è in bonus. Rimessa con la palla che rimane a alla formazione ospite. La palla è per Conti. Arriva il blocco, Conti però vorrà attaccare lui probabilmente, retromarcia, prende spazio, se la vuole giocare, scarico, Costoli con la finta, va dentro il numero 0 che segna ancora e col canestro di Costoli finisce il primo tempo col punteggio di 46-40 con 20-11 in questo quarto per Re Basket, con Padova che non è riuscita a tenere sempre di curiosità offensiva, abbassandosi anche le percentuali da 3 punti soprattutto, molto bene da due gli ospiti, soprattutto con gli 8 punti di Costoli, 10 di Conti e 15 di Mazzi, tre esterni che hanno fatto la differenza per Padova. 13 per Bianconi, 11 per Trentini e 7 per Pier Giacomo Rigon. Piccola pausa per noi, ci vediamo per il secondo tempo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, il primo chiuso con Re Basket in grande spinta con i canestri di Costoli che hanno permesso di arrivare al +6, ma in un quarto in cui è stata la differenza della buonanotte, la difesa della formazione ospite a fare la differenza, mettendo di vincere di 8 lunghezze la frazione e di condurre adesso, e si riparte, anzi di 9 lunghezze, guardate la frazione, e si riparte adesso con il primo pallone ancora per Mazza, che è stato uno dei più importanti giocatori della formazione ospite, e si iscrive invece Caiti che ha segnato solo 3 punti nel primo tempo, ne trova subito altri 2 e dà addirittura il +8, massimo vantaggio per la formazione ospite. Blocco di Bianconi che si apre la stazione del primo tempo, Nico ci va dentro, Bianconi, Corrado Bianconi ne mette subito 2 e per la seconda volta nella partita Re Basket fa questo tipo di palla persa che già era da vederla ed era 2 volte nell'arco di una stessa partita. È veramente una sorta di Gronchi Rosa per chi coglie la citazione. Bella Rosa prende la tripla che però non va, prova a iscriversi alla partita numero 13. Bianconi ancora vince il duello contro Nicoci. Rimessa per Padova, Fasolo trovato, Biancotto, si apre Bella Rosa, viene a bloccare Bianconi, Bella Rosa se la deve giocare lui contro De Luppi, va dentro, gran canestro per Tommaso Bella Rosa che prova a salire di colpi in questo inizio di secondo tempo, già molto più aggressivo della prima frazione, il numero 13. Qui Mazza va dentro, Skyhook, baby Skyhook per lui, gran canestro per il numero 10 che arriva a 17 punti. Bella Rosa attacca reject, poi va sul pick and roll, si apre Rigon per la tripla che non va, Fasolo tocca la palla
bravo il numero 0 a crederci, ma la rimessa è per la formazione ospite. Trovato Conti, servita la palla per Mazza, fallo da parte di Bellarosa, fallo on the floor, quindi prima dell'azione di tiro, e direi che sarà rimessa laterale anzi dal fondo, scusatemi, per la formazione ospite. Si apre Conti, tiro dalla media, gratis preso con Fasolo che si distrae sul blocco, e sono altri 2 punti per Conti. Bellarosa contro la zona 3-2 avversaria, ha trovato Bianconi molto lontano da canestro, ribaltamento, la palla arriva a Rigon che fronteggia, vuole giocarsela con Biancotto che va dentro e ne trova 2. Leonardo Biancotto, che deve sicuramente salire di livello nel secondo tempo, dopo i primi 2 della sua partita. Taglio forte, va dentro, errore, ma Conti è lestissimo a prendersi il rimbalzo e a segnarne altri 2. Palla per Fasolo, uscita per Bellarosa che se la vuole giocare, va a trovare il fallo di Conti che era qui in ritardo sul ricciolo, e sarà cambio per Padova. Esce Fasolo che sta un po' soffrendo Conti e torna Moretti. Ecco il numero 1 col pallone, situazione di uscita per Bianconi che si prende la tripla e la segna Corrado Bianconi. Prova a tenere lì il capitano Padova, infatti arriverà subito, direi, l'accorgimento di coach Baroni, tornare con Iadè per abbassare il quintetto. Palla dentro, bel lavoro di Bianconi qui in aiuto su Caiti. Moretti trova Biancotto che si porta a casa il ferro del Parubano e Padova torna a -3 con anche un po' di inerzia. Biancotto qui va molto vicino a rubare un altro pallone. Cambio, uscita Nico, ci torna Iadè, giustamente reso più mobile il quintetto, visto che i 2 lunghi di Padova sono entrambi molto perimetrali, e Nicoci quindi fa sicuramente più fatica. Costo di ricezione trovato Conti con De Lupi col blocco, Conti prende il tiro, difficile questo, sbagliato, Mazza vola rimbalzo, adesso Biancotto è entrato completamente in partita per Padova, come passare da giorno alla notte, prende il tiro Rigon che non va, Iadè vola rimbalzo e riesce a prenderlo, attacca Mazza dentro, infrazione di passi, rimbalza 2 volte sullo stesso piede il numero 0, però il collega, l'altro arbitro, aveva dato fallo. No, viene dato fallo. Più che altro mi sono perso a chi, perché non c'è un numero 41 in campo. Fallo è di Moretti. Gli arbitri tornano a parlare della situazione, regna un po' di confusione in questo momento a Parubano. Può succedere che i 2 arbitri chiamino 2 cose diverse. Viene confermata la decisione dell'arbitro che aveva evidentemente la visuale migliore. Rimessa, questa volta Conti non riesce a rubare un tiro facile, Iadè si apre in punta, vuole giocarsela contro Rigon, c'è l'infrazione di passi grossa come una casa, questa è proprio netta ed evidente, la palla va a Padova, Iadè ha rimbalzato 2 volte con il suo piede e questa è un'infrazione di passi. Palla per Padova, Rigon nelle inusuali vesti di playmaker, trovato poi Moretti che l'ha messo loro più classico, Bellarosa, zipper più pick and roll,
con uscita annessa per Bianconi che prende il tiro sbaglio. Avete visto però adesso come Codeluppi e Iadé abbiano più facilità nel seguirlo rispetto a Nicoci. Va dentro, trovato Iadé che poteva tirare giù tutto qua, invece va solo appoggiare, deludendo l'intero Palarubano. Bianconi, Iadé insegue Biancotto, è su lui che si va a prendere il numero 3, qua dentro e Biancotto gli passa sotto e saranno 2 tiri liberi per Leonardo Biancotto. Biancotto andrà in lunetta con 2 tiri liberi, primo dei quali viene realizzato. Shot a rimbalzo, la palla la prende in qualche modo Rebasket, 1 su 2 per Biancotto, rimane questo più 3. Iadé ancora col pallone, apre il palleggio, trovato Conti, vinto blocco, ne ha 2 addosso, la palla arriva per Costoli e buonanotte per Caiti che segna la bomba e gli dà quello che è anche il più 7, ha raggiunto un punto a Padova in precedenza. Palla per Bianconi, alto basso del Biancotto, interferenza da parte di Iadé, messo un secondo in più la coppia arbitrale a segnalare il fischio. Bella palla ancora volta di Bianconi, esce Bedalotto, torna Trentini che è stata un po' l'arma segreta di Coach De Nicolao all'inizio del secondo quarto. Palla per Conti, Conti supera la metà campo, trovato Iadé, palla per Costoli, la palla viene ancora ribaltata, Mazza con tanto spazio, questa volta sbaglia, l'ultimo tocco è ancora di Iadé e la palla è per Padova, mentre Coach Baroni diceva a Mazza di aprirsi ancora di più per avere quel mezzo passetto in più per tirare con più calma. Tiro che ha già messo più volte il numero 10 in questa partita. Torna ancora a zona con Iadé a marcarli un po' tutti in post alto. Bianconi se la vuole giocare contro Mazza, ha trovato dentro, la palla viene ribaltata da Moretti che vuole andare su, trova l'opposizione da parte di Caiti. Costoli parte in contropiede, va dentro, tiro 1 contro 2, c'è il fallo da parte di Leonardo Biancotto direi e saranno 2 tiri liberi per Costoli. La cui capacità di andare al ferro in poco tempo, mettendo molto in difficoltà Padova. Segna il primo tiro libero il numero 0. Due su 2. Ed è ancora zona per Rebasket. Moretti va a trovare il fallo di Mazza. Esce intanto Moretti e torna in campo Fasolo. Va a trovare un po' di dinamismo in più Coach De Nicolao alla ricerca di una quadra per riprendere la partita che si è un po' sfilacciata. Iadé contro Bianconi, trovato ancora Fasolo, ritrovato Bianconi, trovato bene Trentini che va a trovare il fallo di Mazza. Ottima azione qui di Padova. E direi che Coach Nicolao prova la mossa abbassando il quintetto, mettendo Biancotto da 4 e direi che si va di conseguenza con Iadé che presumo no, invece all'opposto
coach Baroni alza rimettendo Codeluppi, quindi andando giocando sia Codeluppi che Iadè, non siamo proprio lunghi vecchio stile, ma insomma rinforzando un po' il quintetto con Trentini e Biancotto che dovranno insomma darsi manforte in area contro Iadè e Codeluppi. Intanto Trentini segna il primo dei 2 tiri liberi. 2 su 2 importante per riportare Padova a -5. La palla va a Codeluppi. Uscita per Costa, c'è il fallo in attacco da parte di Iadè sul blocco. La rimessa per la Bancagna Padova. Con Fasolo che supera la metà campo in palleggio. Provato Bellarosa ancora. La palla torna a Fasolo, scarico dell'angolo per Biancotto che sbaglia la conclusione. E c'è il rimbalzo per Iadè. Peccato, era un buon tiro quello preso qui da Padova. Codeluppi vuole andare dentro contro Bianconi. Bianconi fa un'ottima difesa, la prende in qualche modo, rischia poi il fallo, il numero 18 con l'uso del braccio esterno, infrazione di passi da parte di Leonardo Biancotto. Questa a mio avviso netta. La rimessa sarà per Rebasket. Qui penso Padova non deve fare l'errore di innervosirsi, perché nel momento in cui è calata un po' l'intensità degli ospiti si può provare a rientrare del tutto in partita. Modena vorrebbe ricevere la palla, viene a bloccare Codeluppi, ancora per Conti. Haiti prende la tripla e la segna il numero 16, riportando a 8 le lunghezze di vantaggio per Rebasket. Biancotto va dentro contro Codeluppi, forse non è il modo in cui attaccherei con questo quintetto, ma Biancotto segna e riporta a -6 la Bancagna a Padova. C'è però il fallo, direi, di Corrado Bianconi, il terzo personale a rimbalzo, quindi cambio, esce Bianconi e torna Scancelli. Però diciamo l'impatto di Biancotto in questo quarto è ben diverso di quello avuto nel primo tempo, già non 9 punti per lui come nella prima partita giocata da Padova, molto meglio nel secondo quarto rispetto nel secondo tempo rispetto al primo tempo. Il numero 3 nero-verde, Costoli con la palla, Biancotto nega molto bene Biancotto sulla palla, Costoli, tiro su un piede in allontanamento, questo oggettivamente molto difficile. Rimbalzo per Fasolo che deve spingere e sono le fasolate come le chiamiamo noi, e Fasolo ne fa una delle sue e quindi Padova ritorna in qualche modo in carreggiata a -4. e vi lascio ancora alle ragazze di Scarpette Rosse. Padova che è tornata a -4 con un bel cambio di ritmo dato da Fasolo nell'ultima azione. Ovviamente Conti e Mazzano che però hanno fatto pentole e coperchi in questa partita, cominciano anche a essere un po' più stanchi, quasi 25 minuti di utilizzo per entrambi, con Mazza che peraltro
è arrivato a 4 falli personali, quindi insomma sono momenti importanti della partita questo. Vediamo chi riuscirà a chiudere meglio il terzo quarto. Buon trovato Costoli, situazione con Modena che esce da una parte e Conti che esce dall'altra. Side pick and roll, ci prova ancora Caeti e ci riesce ancora il numero 16 che sta colpendo da tutte le parti, arriva a quota 14, prova a rispondere Beloso che non va, ma Biancotto è presentissimo per la Bancagna Padova, rimettendola a meno 5. La palla arriva a Modena, Codeluppi, trovato Costoli che vorrebbe attaccare l'eject, poi va sul blocco, trova il cambio, lob, bel cambio al volo di Biancotto, diventa quasi un raddoppio e c'è l'infrazione di passi da parte del numero 19, molto brava qui Padova con la rotazione difensiva, mentre adesso Padova sta cambiando quasi su tutti quanti i blocchi, quindi ci possono essere mismatch, cioè vantaggi fisici un po' in giro, deve essere bravo lato debole a ruotare, bravissimo Leonardo Biancotto a farlo. Biancotto si apre, vuole ricevere spalla canestro Trentini contro Conti, si gira, va su, bel canestro da parte di Trentini che di fisico si fa valere e riporta ancora una volta a meno 3 Padova. Se però bisogna mettere dentro anche una buona difesa. Costoli arriva, vuole giocarsela contro Scancelli, Costoli prende la tripla, pilota rimbalzo, Trentini prende anche questa, vuole spingere il numero 9 che trova Biancotto e gioca contro Costoli che va a commettere fallo, un fallo ingenuo perché Re Basket è in bonus e quindi la Bancagna Padova ha la possibilità di accorciare ancora. Sarà un cambio, torna Nicoci per questi ultimi secondi, esce Modena, quindi si alza ancora di più il quintetto per gli ospiti, quindi per far pagare ancora di più la scelta di coach De Nicolao. Segna intanto Biancotto il primo tiro libero. Biancotto fa 2 su 2 ed è meno 1 per Padova, che non arrivava così vicina da tanto tempo. Conti col pallone, la palla arriva, trovato dentro Nicoci che deve vedere il taglio, poi invece la butta fuori per Costoli prendendosi il vantaggio più netto che c'era. Costoli va dentro, alza la parabola, appoggia al tabellone un canestrone al numero 0. Si gioca, viene a bloccare Scancelli, Fasolo va dentro, Fasolo! Federico Fasolo col canestro del meno 1, mentre il tiro a 3 quarti di campo di Conti rischia di andare al bersaglio e in qualche modo Padova rimane lì a solo un punto di distanza. Piccola pausa per noi, poi torniamo col quarto periodo. Dopo l'ultima interruzione del quarto con i dovuti anche omaggi al nuovo sponsor, BC Bancagna è già entrata come sponsor storia giovanile nelle ultime stagioni con le bellissime maglie da gare storia giovanile, da quest'anno sponsor anche main sponsor anche della mia squadra con tanto di nome all'interno del nome della squadra. È importante trovare delle realtà che sostengano così anche l'attività sportiva. Si riparte con Fasolo, Bellarosa, Trentini, Biancotto e Scancelli, stessi 5 per Padova. Giusto già Nicoci con il ritorno di Mazza che ha 4 falli. Bellarosa con tanto spazio se la sente e segna Tommaso Bellarosa la bomba del +2 e si toglie anche un bel po' di pressione da dosso. Gran giocata qui, Mazza vuole subito farsi vedere
Caiti usa la sua pericolosità del terzo quarto, bella difesa di Padova, va dentro e va a trovare fallo da parte di Fasolo. Mazza che poi aveva inavvertitamente preso l'elastico della maglia di Federico Fasolo, del pantaloncino di Federico Fasolo. Ovviamente adesso la chiave rimane quella, rimane il fatto che Mazza, che è stato il giocatore più pericoloso della squadra ospite per 2 quarti e mezzo, ha 4 falli e ovviamente fino a quando riuscirà a stare in campo sarà più facile la vita per Reggio Emilia. Con lui in campo è solo +1, ma anche perché sono in campo è un po' più complicato del primo quarto. Sbaglia il secondo tiro libero però il numero 10, palla per Fasolo, trovato Bella Rosa, Bill screen ancora per Bella Rosa che se la vuole giocare. Bella Rosa, pick and roll di Scancelli, attacca Bella Rosa, va dentro, trova l'appoggio, sbaglia, Scancelli è pronto e presente a rimbalzo per il +3 per la Bancagna Padova, che prova ad allungare, va dentro Conti che ne segna subito 2 ed è -1 per gli ospiti. Fasolo non si via dalla Bella Rosa, poi gliela dà alla fine, blocco, Fasolo contro Codeluppi, vorrebbe giocarsi da Fasolo, attacca Fasolo, bene velocità, palleggio, arresto, tira e canestro. Federico Fasolo col coraggio di un veterano e l'incoscienza di un 17enne. Trentini, under sul blocco, Conti ci prova, sbaglia, Caiti è il più sveglio di tutti, va dentro, Conti qua rischia il fallo e c'è il fallo da parte di Costoli. Ci sarà il time out chiesto da coach Baroni, time out chiesto da coach Baroni perché insomma vede la partita che potrebbe scappargli via il coach della formazione ospite. Si fa sentire il palarubano. Adesso tutto pronto per tornare in campo. Vediamo adesso la Padova ha anche qui l'opportunità di poter organizzare una rimessa in zona offensiva perché il time out chiesto da Re Basket è avvenuto con la palla in mano a Padova. Vediamo un po' se continua a vedere qualcosa, vediamo un po' chi è la scelta mi sembra sia Biancotto che riceve infatti spalle, arriva il pronto doppio di Mazza, la palla viene buttata contro Tabellone e viene persa da Padova, la rimessa per Reggio Emilia. La Bancagna Padova che ha avuto una buona occasione per allungare. Costoli, trovato Conti, viene a bloccare Iadde che poi viene mandato da un'altra parte, Costoli si apre, cercato Caiti col blocco, eccolo che riceve il numero 16, se vuole giocare tira sopra le mani del difensore, Iadde salta e la palla va vicino al ferro, poi la prende Biancotto che vuole puntare, trovato ancora dentro il numero 3, lato debole, Fasolo in punta, se la sente, Fasolo
tiro ancora Trentini con un altro rimbalzo, uso del braccio esterno, quindi hooking da parte di Trentini. Arbitro molto sicuro, io da qui, dalla mia postazione, non ho angolo per vedere questo tipo di cosa, quindi ci fidiamo dell'interpretazione arbitrale. Palla per Conti, deve fare i conti con la difesa di Trentini, almeno una partita devo farla di battuta, se no il mio contratto non viene rispettato. Mazza col pallone contro Fasolo, va dentro e Fasolo lo rispedisce indietro. Federico Fasolo con una giocata da giocatore vero e con uno liberatorio per caricare il pubblico. Fasolo trovato dentro Biancotto, scarico per Bellarosa che se la sente. Tommaso Bellarosa, altri 3 e Padova che prova a scappare, Iadé va dentro e ne va a segnare subito altri 2. Prova a tornare a zona, adesso Fasolo è in una sorta di trance agonistica, deve affrontare la zona. Ha trovato Biancotto, taglio, palla nell'altro angolo, molto bella di Biancotto per Trentini, palla per Scancelli, come gioca bene adesso la Bancagna Padova che ne mette altri 2 con Scancelli. Blocco Iadé anticipato, prova backdoor, la palla arriva a Conti che dovrà forzare, non è un problema per lui, sbaglia però il tiro Trentini con un'altra difesa capolavoro. Fasolo, trovato Biancotto, trovato ancora Fasolo, la palla scivola a Fasolo. E arriva il tecnico per la panchina perché non può esserci nessuno al di fuori del capo allenatore che parli ovviamente con gli arbitri. Fallo tecnico che penso voglia tirare Leonardo Biancotto, che tirerà Bellarosa. Biancotto ci ho segnato gli ultimi 4, fate tirare me, ma le gerarchie sembrano queste. E Bellarosa dà ragione a coach De Nicolao segnando il libero ed è +7 per Padova. E Fasolo, come spesso capita ai giocatori molto forti, pur avendo fatto un mezzo errore, alla fine ha tirato fuori un punto insperato per Padova. Dentro la palla per Biancotto che ne attira 2, va dentro, forse un po' esagerando qua Leo Biancotto, va dentro, fallo e saranno 2 tiri liberi adesso Biancotto. E trova 2 tiri liberi con il fallo di Caiti. Adesso Reggio Emilia alla disperata ricerca di un po' di punti e di fermare l'attacco di Padova. 3 quarti, oltre 20 punti per gli ospiti, in questo quarto però siamo a solo 5. Zero su 2 per lui. Iadé prende il rimbalzo. La palla è per Mazza, si apre Iadé che attacca al fondo, se vuole giocare contro Trentini, va dentro il numero 3, si gira, tira sopra la testa del suo difensore, conclusione un po', diciamo così, velleitaria del numero 3. Fasolo vorrebbe Scancelli, la palla arriva a Biancotto che finta di dare la palla, poi va dentro. Leonardo Biancotto ha cambiato completamente la partita al numero 3 e la palla è ancora una volta per Mazza. Blocco, Mazza contro Trentini, Mazza doveva forzare, side step, trovato Iadé, Caiti, side step anche per lui, lo prende, lo sbaglia, buon rimbalzo offensivo e fallo
da parte di Trentini, che va a commettere una sciocchezza, ma molto bravo con De Lupi prima a salvare qui Trentini. Adesso arriva il terzo e ultimo time out chiamato da coach Baroni, che vede la partita sfuggirgli via e vuole evitarlo. Per questo motivo va a usare adesso quello che è il suo ultimo time out della partita. Un grande applauso per le nostre eccellenze, le ragazze dei Rovetti di Scarpette Rosse. Vediamo cosa proverà a cambiare Reggio Emilia adesso dopo l'ultimo time out, perché al momento stanno mancando opzioni offensive alternative, tanti solamente giocate a formazione ospite che hanno premiato molto per tre quarti, un po' meno in quest'ultimo periodo in cui Padova, mettendo un quintetto molto più dinamico e con difensori di ottimo livello, è riuscita, diciamo così, arginare le possibilità di andare a giocare tanti uno contro uno. Qui vediamo cosa era costruito, mi verrebbe da pensare che ci sia un elevator screen pronto ad avvenire, è così, ma infatti ci passa in mezzo la difesa. Caiti trovato, Mazza che va dentro e segna 2 punti. Bravo Mazza qui, che ritrova la via del canestro, sta facendo anche un buon uso del fisico. La palla è per Fasolo e c'è il fallo da parte di Fasolo. Fasolo ha questo vizietto, diciamo, ogni tanto gli viene fischiato e va a trovare quello che è il suo quarto fallo personale. Stiamo sempre parlando di un classe 2008 che ha una squadra di Serie B interregionale da gestire. Ci sta qualche errore, ogni tanto glielo concediamo a Fede. Caiti va dentro e trova il fallo da parte di Biancotto e saranno 2 tiri liberi per il numero 16, perché Padova è in bonus, quindi sono 2 tiri liberi per Caiti, che anche lui è salito moltissimo di livello nel secondo tempo, 11 punti nel terzo quarto. Bisogno per Re Basket che torni anche lui a colpire. Segna il primo numero 16 e riduce a 6 le lunghezze di vantaggio della Bancagna Padova. 2 su 2. Vediamo adesso cosa proverà a organizzare Padova con Fasolo. Attraversamento di Bellarosa che riceve, Bianconi blocca la palla, Bellarosa va dentro, si incespica però col palleggio. La palla è per Mazza che trova Conte e arriva immediato il time out di coach Nicolao, perché il time out di coach Baroni ha sortito gli effetti sperati ed è tornata a -3 Re Basket. Per Padova ci sono 15 punti per Biancotto, 15 per Trentini, che sono divisi compiti al primo e secondo tempo, 11 per Bellarosa, 18 per Bianconi, 9 per Fasolo, 7 per Rigon, 6 per Scancelli, quindi una produzione
e 2 per Moretti, una posizione molto diffusa, più centralizzata diciamo in 4 giocatori, quella di Re Basket, con Conti, Mazza, Caiti e Costoli che hanno fatto il grosso del lavoro per la formazione ospite fino a questo momento. In questo finale Padova che ha il vantaggio di aver dato 2 time out, ma lo svantaggio di essere in bonus. Qui Costoli commette fallo, è bravo poi a limitarsi perché avrebbe avuto voglia di lanciare tutto fuori dal palazzetto, ma prima diciamo l'ha avuta vinta lui, questa volta Fasolo. Si apre la rimessa per Bianconi, un po' complicata, infatti la prende in qualche modo Re Basket, va su Conti che sbaglia, Mazza è il più lesto a prendere il rimbalzo. Conti che fa il classico cenno di qualcuno che è scivolato la palla, che da ex giocatore, non del livello di Conti, non mi permetterei mai, posso dire che è di quando si fa un errore si cerca una scusa da qualche parte, però Conti ha fatto una gran partita, un errore ci può stare, anche se in questo momento pesa. Trentini, bella rosa, finto blocco, si va da Corrado Bianconi che attacca al fondo e va a trovare il fallo da parte di Codeluppi. Ancora questa situazione che ha messo molto in difficoltà Re Basket e saranno 2 tiri liberi per Corrado Bianconi. Due su 2 per Corrado Bianconi, importante per rimettere 2 possessi anche se non pieni di distanza tra le 2 squadre. Conti gioca un po' difficoltoso per lui, vuole attaccare Bianconi, Conti prende il tiro, sbaglia però, qui esce un po' forse dallo spartito il numero 5 Biancotto. La palla va a Trentini, trovato Biancotto nell'angolo per Fasolo, Fasolo se la prende, Fasolo! Federico Fasolo! E sono 3 punti ed è più 8 per Padova. Costoli vuole attaccare, trova il fallo di Corrado Bianconi. Quello che è il quarto personale? Sì. Quarto personale, saranno 2 tiri liberi per Costoli che è stato una spia nel fianco per Padova per tutta la partita, è al quarto giro in lunetta, tirato libero 7 numero 8 della partita, ecco, capitano Bianconi va anche a dargli un 5 scusandosi per il contatto involontario un po' duro che c'è stato. Costoli sbaglia il minuto libero, non avevo detto che li aveva segnati tutti per non volevo fare la solita iella e telecronista, ma non è colpa mia in questo caso. 1 su 2 per lui e coach Baroni prova a caricare i suoi per questo finale. Caiti prova a mettere pressione sulla palla, adesso anche le basket in bonus, palla dentro per Biancotto contro Caiti, tuffo, Costoli è il più lesto e la palla è per Re Basket. Forse un po' troppi giocatori intorno a Biancotto qui, però insomma è molto facile vederlo e dirlo da qua, dal campo ovviamente è più difficile. Cambio, esce Bianconi e torna Scancelli con l'idea adesso si faranno dei cambi hockeyistici, per la difesa Scancelli che non ha problemi di falli, per l'attacco Bianconi che ha problemi di falli. Palla per Conti, cambio aggressivo, la palla arriva a Caiti che attacca, cambia mano, va dentro il numero 16, grande movimento, sbaglia però la conclusione, Piotta rimbalza, la prende in qualche modo Leonardo Biancotto. Costoli prova a mettere pressione, Fasolo se la vuole giocare e trova il fallo di Costoli. Saranno 2 tiri liberi per Federico Fasolo con 1,50 da giocare. Esce Scancelli e torna Bianconi.
Saranno 2 tiri liberi per Federico Fasolo. Primo dei quali viene realizzato da Fede, che arriva a 13 punti. Federico è arrivato in under 15 in nero-verde alla sua quarta stagione invito, la seconda e prima squadra. 2 su 2 per Fasolo, che arriva a 14 personali. Cambio, palla dentro, molto bravo qui con De Lupi, bella palla da parte di Mazza. 2 punti per Rebasket. Biancotto prova a trovare il fallo di Caiti e alla fine lo trova. 2 tiri liberi per Leonardo Biancotto. Esce Fasolo, torna Scancelli. Devono dare, diciamo, punti di riferimenti fissi alla difesa. Guarda che si sono messo in difficoltà sul cambio. Leonardo Biancotto segna il primo tiro libero, ne ha un altro a sua disposizione. Che viene realizzato e quindi è più 9 per Padova, 1:30 da giocare. Mazza contro Scancelli, trovato Caiti, si va ancora da Mazza che va dentro, fallo, il canestro è buono e ci sarà un tiro libero in arrivo. Canestro che viene convalidato, fallo di Scancelli. Canestro è valido, c'è un tiro libero supplementare. Esce Scancelli, torna Fasolo, capito ormai l'andazzo ed è possibilità ancora di -6, partita che è tutt'altro che finita, con Mazza che può provare a accorciare ancora. Segna il tiro libero Mazza, che nel frattempo è arrivato a quota 23. Fasolo, palla per Bellarosa, molto ben data da Fasolo, la viene a prendere Fasolo che poi rischia qua un altro raddoppio, la palla per Trentini, trovato Bellarosa che esce per Biancotto che la trova fuori per Fasolo. Fasolo tira, Fasolo sbaglia per la conclusione, rimbalzo per Mazza che trova in qualche modo con De Lupi. Attenzione perché questo è un passo molto importante. Caiti lasciato con troppo spazio, grazie a Padova però. Bella rota, trovato Bianconi, la palla viene data a Fasolo che dovrà gestire lui il pallone. Pronto il blitz, Fasolo molto bravo nel far uscire la palla velocemente. Secondi, Biancotto dovrà attaccare, trovato Trentini che va dentro, rischia infrazioni di passi, sbaglia il tiro. Il canestro non è buono. Non ho capito assolutamente nulla di tutto ciò che è successo. Il canestro è buono, è arrivato tipo 3 secondi dopo che erano scaduti i 24. Ma stiamo parlando di adesso. Nessuno potrà dirmi di essere anti-Virtus Padova, ma il canestro è arrivato tipo 7-8 anni dopo che era suonata la sirena. Sentito fallo per il nostro capitano. E non mi sembrava che la palla avesse toccato il ferro. Poi è stato un fallo di Corrado Bianconi, quindi saranno 2 tiri liberi per la formazione ospite. Arbitri che non hanno abitato male secondo me oggi, ma un po' insicuri in alcune chiamate. No, ripeto, qui rimango un po' o la palla ha toccato il ferro, io non me ne sono accorto, ma ripeto, potrebbe anche essere, non mi permetterei mai. Comunque con De Lupi ha 2 tiri liberi importanti,
sia per provare a rimanere lì per qualsiasi dubbio, sia per possibili differenza punti in vista di un vado e torno. Di un andato e torno, buono, sono cotto anche io, visto che è possibile arriva a pari punti a fine stagione, la differenza appunto in andata e ritorno conta. Codeluppi fa 2 su 2 arrivando in doppio cifra anche lui. La palla è per Fasolo che trova subito il fallo di Conti e saranno 2 tiri liberi per il numero 0. Fasolo sbaglia il primo tiro libero, importante il secondo per mettere 3 possessi tra le due squadre. Fasolo segna e sono 15 i punti per lui. Mazza col pallone, trovato Conti che tira senza pensarci e segna una tripla clamorosa. C'è un colpo in bocca da parte di Conti involontario. Trentini forse deve uscire, non lo so, di tanto questo può essere una sorta di time out aggiuntivo per coach Baroni. Infatti non chiede il fallo, chiede il raddoppio. Vedremo perché coach De Nicolao infatti chiede time out in maniera molto saggia, anche perché può avanzare la palla nella metà campo offensiva senza perdere secondi, perché mancano esattamente 14 secondi al termine della gara. Come avevamo facilmente pronosticato, coach De Nicolao fa rimessa nella metà campo offensiva, perché ripeto non c'è discrepanza ai due cronometri neanche facendola lì. Riparte il coro Virtus dagli spalti, si apre bella rosa, trovato Fasolo che scappa raddoppio, trova il fallo da parte di Mazza. Così dice passa quella palla, così passa un po' di tempo. Fasolo invece voleva andare a lunetta. Giocatori fanno i giocatori, come si dice in questi casi, gli allenatori fanno gli allenatori. Fasolo però sbaglia il libero, infatti coach De Nicolao lo manda al diavolo giustamente, perché a quel punto se fai la giocata devi poi far canestro. Federico segna però il secondo, è meno 5. Conti si prova da casa sua, sbaglia, rimbalzo per Trentini e direi che finisce così 96-91 con Padova che vince la prima partita casalinga dell'anno, si sblocca in classifica e arriva a 2 punti in campionato, rimontando con gli ultimi 15 minuti veramente di fuoco dal meno 8. Prestazione veramente molto positiva offensivamente per Padova, miglior marcatore Bianconi con 22, 17 per Biancotto, arrivati tutti nel secondo tempo, ce ne sono 15 al 16 per il libero finale per Federico Fasolo e 15 per Samuel Trentini. L'MVP
non tanto per i numeri ma per il fatto di aver cambiato la gara nel secondo tempo, ma a mio modesto avviso poi chi ha più tempo e modo di me lo farà meglio, ma va Leonardo Biancotto per aver rivoltato come un calzino per la gara. Detto che per me l'MVP rimarrebbe sempre Federico Fasolo, ma quello è un gusto personale. Dal punto di vista tecnico Leo Biancotto probabilmente il miglior giocatore della gara. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito da questa prima partita casalinga della Banca Annia Virtus Basket Padova. È tutto, l'appuntamento è la prossima, sempre domenica prossima, peraltro qui a Rubano, sempre sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti!